Cari telespettatori della Tenda TV, bentrovati. Vi stiamo parlando in diretta dal monastero cistercense di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto e ci apprestiamo a seguire insieme la Santa Messa nel mercoledì delle Ceneri. Come sapete, in seguito all'emergenza sanitaria che sta interessando il nostro territorio, per tutta questa settimana non si possono celebrare le Sante Messe che prevedono una partecipazione elevata di persone e quindi noi, in accordo con la diocesi di Vittorio Veneto e grazie anche alla disponibilità appunto delle monache del monastero vittoriese, abbiamo deciso di trasmettervi in diretta la celebrazione presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Quindi lasciamo spazio alle immagini della Santa Messa delle Ceneri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda
e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque,
quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Care sorelle, fratelli, iniziamo quest'anno la Quaresima in un modo, possiamo proprio dirlo, che nessuno di noi si sarebbe neppure immaginato. A motivo della tutela della salute di tutti è stata disposta la sospensione delle attività che comportassero assembramento di persone e di conseguenza anche la sospensione temporanea delle celebrazioni delle nostre comunità parrocchiali. Non viene però sospeso il tempo forte della Quaresima e il suo invito che abbiamo ascoltato nella prima lettura del profeta Gioele di tornare al Signore con tutto il cuore. In questi giorni il cuore di tante persone, vicine, lontane, del nostro territorio e anche il nostro, è certamente disorientato e anche impaurito di fronte ad eventi che pensavamo non potessero più ripetersi, dati i progressi della scienza e della medicina. Situazioni come quella che stiamo vivendo ci fanno invece toccare con mano la nostra fragilità, sia personale che sociale, e ci fanno sentire più forte il bisogno di una certezza più grande di tutte quelle rese possibili dalle risorse umane. Una roccia sicura, una certezza per sempre. Tornare al Signore con tutto il cuore, come ci ha detto la parola ascoltata, significa allora anzitutto uscire dall'illusione di bastare a noi stessi e insieme ritrovare o rendere più salda una relazione filiale e fiduciosa con il Signore nostro Creatore e nostro Padre. Significa sperimentare che anche se camminiamo per una valle oscura, come ci dice il Salmo 22, non dobbiamo lasciarci prendere dall'angoscia e dallo sconforto, perché il Signore, nostro vero pastore, è con noi. Attraverso le frequenze della Tenda TV raggiungo certamente altre persone che mi ascoltano o che mi ascolteranno in questa giornata e dico questo, almeno nella fase iniziale di questa Quaresima,
non saremo aiutati e sostenuti dalle celebrazioni tradizionali e care delle nostre parrocchie. Ma questo non deve far venir meno il nostro desiderio e il nostro impegno a vivere la relazione con il Signore. Personalmente o in famiglia creiamo luoghi e tempi di raccoglimento, di ascolto, di preghiera, soprattutto nella giornata di domenica prossima. L'esperienza insegna che i momenti di difficoltà e di prova possono far scaturire nella vita spirituale delle persone e delle famiglie risorse nuove e sorprendenti. Davvero mi auguro di cuore che sia così per tutti noi. Ma assieme all'ascolto e alla preghiera creiamo anche gesti e comportamenti di attenzione e di bontà verso gli altri. Certamente all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità, compresa questa, ma anche nei confronti di chi è nel bisogno o nella prova. Gesti e comportamenti, cioè di carità, nei confronti di persone anziane o malate che rischiano in questi frangenti di rimanere ancora più sole, o verso altre situazioni verso le quali il Signore ci chiede di aprire il nostro cuore per renderlo simile al suo, perché proprio in questo consiste la conversione a cui siamo chiamati, rendere il nostro cuore sempre più simile a quello di Gesù. Invito tutti infine ad unirsi nella fiduciosa preghiera a Maria, Madre del Signore. Ci aiuti con la sua intercessione a compiere un vero pellegrinaggio nella fede, quel peregrinatio fidei che lei stessa ha compiuto, verso la Pasqua di Gesù. E ci aiuti a ritrovare in Gesù e nel suo Santo Spirito le ragioni della nostra speranza e la forza di una carità autentica e operosa. Sia questa la preghiera che in questo momento ognuno di noi si sente di essere invitato a fare e i passi di conversione che il Signore ci domanda. E a voi, care sorelle, chiedo in modo tutto particolare una preghiera di intercessione per tutte le persone che possono essere colpite da questa influenza di cui davvero temiamo gli esiti, ma anche di una preghiera di intercessione per tutte le persone che si prendono cura di loro. Raccogliamoci, fratelli e sorelle carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi fedeli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
come Chiesa penitente che cammina sulle orme di Cristo, modello dell'umanità nuova, innalziamo al Padre la nostra preghiera umile e perseverante. Preghiamo dicendo: crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché il rito delle ceneri in apertura dell'itinerario quaresimale ricordi a tutti noi che facciamo parte della Chiesa, santa e sempre bisognosa di penitenza. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché tutti gli uomini avvertano l'esigenza di rinnovarsi nella mentalità e nelle opere e sappiano reagire con fermezza al disimpegno morale e sociale delle coscienze. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché la nostra comunità unisca alla preghiera e alla penitenza il dinamismo della carità fraterna e ciò che è tolto all'egoismo si trasformi in aiuto concreto ai poveri e agli emarginati, preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché i malati e i sofferenti si sentano più che mai al centro della comunità che prega e lotta contro il male e si incammina nella speranza verso la vittoria pasquale, preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Per noi, perché illuminati dalle sante scritture, purificati dal sacramento del perdono, fortificati dal pane della vita, testimoniamo che il regno di Dio è gioia e pace nello Spirito, preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Esprimiamo personalmente le nostre intenzioni di preghiera. O Dio ricco di misericordia, rendici la gioia di essere salvati e guidaci con la forza del tuo Spirito alla grande festa che tu prepari ai figli prodighi che ritornano a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei servo del Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei servo del Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. E pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio e di vive e regna per i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati
dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Non ci scambiamo il segno della pace materialmente, ma in questo momento ognuno di noi fa una piccola preghiera al Signore. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore,
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Chiediamo la benedizione del Signore su di noi che abbiamo partecipato a questa celebrazione di inizio quaresima, ma anche su tutti coloro che in diretta o in differita seguiranno questa celebrazione, come abbiamo consigliato attraverso la comunicazione dei social, e invochiamo il Signore come per tanti secoli hanno fatto i nostri padri. A peste, fame et bello, libera nos Domine dalla pestilenza, dalla peste, dalla fame, dalla guerra, liberaci, o Signore. E abbiamo proprio bisogno di ritornare a chiedere questo dono del Signore, questa liberazione. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figliol prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Nel tuo amore, il mio peccato, e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, Il mio errore mi sempre dinanzi, contro te solo ho peccato. quello che male io ho fatto. Purificami, O Signore, sarò più bianco della E si conclude in questo momento la Santa Messa delle Ceneri che vi abbiamo trasmesso in diretta dal monastero cistercense di San Giacomo di Veglia. Come abbiamo detto, questa celebrazione è stata trasmessa in diretta per far sì che tutti voi telespettatori possiate sentirvi in comunione con noi in questo momento, ed è anche per questo che questa celebrazione sarà replicata più volte nel corso della giornata. Nonostante appunto
l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro territorio e le disposizioni che sono state emanate dalle autorità, abbiamo voluto raggiungervi appunto grazie alle nostre immagini, grazie al nostro segnale e anche mediante i collegamenti in streaming sulle varie piattaforme. Da tutti noi della Tenda TV l'augurio di una buona giornata.